Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La sanità in primo piano, sbloccati i decreti per le assunzioni negli ospedali calabresi. Nelle corsie arriveranno 1495 nuove unità tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. Intanto il Consiglio dei Ministri fa sapere che sul decreto 50 non era necessaria la firma del subcommissario Urbani. Sentiamo. Questa volta ci siamo, si procederà con le assunzioni negli ospedali e nelle aziende sanitarie della Calabria. 3 decreti firmati dal commissario Massimo Scura e dal Dipartimento regionale. In tutto ci sarà una copertura di 1495 posti. In particolare il decreto 111 del 2017 prevede il completamento delle piante organiche per 127 medici di emergenza-urgenza, 138 di altre specialità, 265 infermieri, 578 operatori sociosanitari, 67 ostetriche per un totale di 1175 unità. Il decreto 112 permetterà a 147 profili di lavorare nelle corsie. Lo stesso farà il decreto 113. I costi totali dell'operazione ammontano a 62.700.000 euro circa. In particolare sarebbero 795 le assunzioni immediate, di cui 106 all'Annunziata di Cosenza, 166 nell'azienda ospedaliera di Catanzaro, 130 a Reggio Calabria. Si colmeranno i vuoti dei primariati e dei camici bianchi nei reparti. Ci sarà un giro di vite sul precariato e, completate le procedure, la sanità calabrese dovrebbe non avere più alibi e funzionare al meglio. Si è perso tempo prezioso. Il tira e molla sul decreto 50, non firmato dal subcommissario Urbani, firma che non era necessaria secondo il parere espresso dal Consiglio dei Ministri. Lo si apprende oggi dopo le dimissioni di Urbani e dopo un tira e molla durato lunghi mesi. Un braccio di ferro tra la struttura commissariale e la politica che ha tenuto nel limbo la sanità regionale nonostante lo sblocco del turnover. Sulla mancata pubblicazione del decreto 50 va ricordato che è in corso anche un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Catanzaro, un caso le cui conseguenze sono state pagate dai cittadini che hanno incrementato le migrazioni sanitarie e che spesso hanno denunciato l'inadeguatezza delle prestazioni a causa della carenza di personale, problemi anche per i camici bianchi costretti a turni massacranti. Con la pubblicazione dei nuovi decreti e le selezioni che dovranno svolgersi in tempi brevi, e questo l'invito del commissario Scura ai direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere, dovrebbe chiudersi la fase dell'emergenza e cominciare l'assestamento, la normalità, la buona sanità, quella che comprende uomini, mezzi, strutture e organizzazione efficiente, una sanità senza gli errori e gli sprechi del recente passato.